Lavoratori? Lavoratori della Mazda? Quando mi sveglio la mattina, già l'avverto dentro me. Forse sta lì dal giorno prima, o si riaccende col caffè. Sento una strana melodia che si fa spazio dentro me, ma c'è una voce giù in cucina: Antonio, fa brucio caffè. E nel bel mezzo dei discorsi, bollette, affitto e pulizie, con la mia penna batto i quarti e in testa sogno melodie. Lo so, non è che è proprio un vanto, e il dilemma è proprio qua, ma io lo sento nelle vene, poi non sa cerca già fa. La gente dice caso fa un cazzista, forse sarà perché faccio l'artista e passo i giorni a fare il fan cazzista, ma forse è meglio che ser conformista. Il tema è stato già trattato dai veri lavoratori, quelli seduti in Parlamento che non scrivono canzoni. Il vostro è un mondo di incertezze, sogni false di illusioni. Non si può vivere una vita se vuoi scrivere canzoni. Abbandonate le incertezze, non date ascolto alle emozioni. Noi qui vi offriamo un mondo nuovo fatto di cassa integrazione. Sono 1 milione di giovani che non sono entrati nel mondo del lavoro e spesso non lo cercano più, vanno all'estero. 100.000 posti di lavoro. Presidente del Consiglio che non è stato eletto, che sta cancellando lo statuto dei lavoratori. 4 milioni di nuovi posti di lavoro. 4, 5, 6 milioni di posti di lavoro. Più 100.000 posti di lavoro. La gente dice